63enne di Cison di Valmarino morto in Sri Lanka, la famiglia in partenza per il paese asiatico anche per capire fino in fondo come è morto. Con quota 100 in Veneto potrebbero essere interessate al prepensionamento oltre 7.000 medici e 40.000 lavoratori del comparto sanitario, la regione è preoccupata. Il centro sociale Django organizza un dibattito sulle foibe, vi partecipa provocatoriamente anche il deputato di Fratelli d'Italia De Carlo, ma non viene fatto entrare, convegno spostato all'esterno. 40 anni di Sernaglia, affetta da fibrosi cistica, insultata da una dottoressa secondo la quale non poteva parcheggiare nella sosta per disabili all'ospedale Cafoncello, il direttore generale dice episodio grave. Continua la piaga dei rifiuti abbandonati lungo fossi e stradine, la denuncia di un residente della zona di San Giuseppe. Nuova maturità, i timori e le perplessità di chi fra qualche mese dovrà affrontare la prova, la rete degli studenti pronta a manifestare in piazza. Posa della prima pietra questa mattina a Soligo per la nuova ala della casa di riposo del quartiere del Piave Bombozzolla, una struttura che in futuro potrebbe diventare ospedale di comunità. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. E dunque in primo piano la tragedia dell'odontotecnico morto in Sri Lanka in vacanza, il cordoglio ovviamente del paese di Cison di Valmarino e la famiglia in procinto di partire per il paese asiatico perché capire anche meglio come è avvenuta questa tragedia, una domanda che si fanno tutti in paese. Odontotecnico con la vocazione per il volontariato, un uomo buono che pensava agli altri, agli ultimi. Lo descrivono così a Cison di Valmarino Gianfranco Fiorin, 63 anni, morto tragicamente in Sri Lanka giovedì, travolto stando alla ricostruzione delle autorità locali da un treno turistico. Treno che lui, essendo non udente, era stato anche consigliere provinciale dell'Ente Nazionale Sordi di Treviso, non avrebbe sentito arrivare venendo investito. Una notizia che ha sconvolto un'intera comunità. Su Facebook il commosso saluto degli amici della Proloco di Cison. Ci ha lasciato tutti allibiti ovviamente perché Gianfranco tutti l'abbiamo conosciuto come una persona molto discreta, molto attenta agli altri, sempre impegnato nel volontariato, ma anche il volontariato che vuole tutelare comunque i più deboli. Era arrivato da solo nel paese asiatico il giorno prima, non era nuovo a viaggi in località esotiche, lontane, aveva fatto per un periodo anche il volontario tra i bambini del Burkina Faso. In Sri Lanka era già stato e aveva deciso di ritornarci in ferie. Il rientro in Italia era previsto verso il 10 febbraio, poi la tragica notizia. Alla famiglia è stata fornita solo una ricostruzione sommaria di quanto sarebbe accaduto sul lungomare. E questa è la versione, ovviamente la famiglia, per rispetto anche di Gianfranco, vorrà capire in maniera più approfondita cosa è realmente successo. Certo non cambia niente, però la verità dà sempre un po' di supporto morale in più, no? I familiari di Fiorin partiranno a breve per lo Sri Lanka per effettuare il riconoscimento e sbrigare le pratiche per il rientro in patria della salma. Piena disponibilità anche dal sindaco Cristina Pin per supportare la famiglia in questo percorso. Assolutamente sì, ci siamo in contatto giornaliero per capire cosa possiamo fare noi e ovviamente ci siamo messi a disposizione. Li ho appena sentiti, ci dovremo risentire domani e lunedì per poi organizzare il viaggio. Ed ora torniamo a parlare di quota 100 e le ripercussioni soprattutto sul pubblico impiego, specie nella sanità. Il quadro potrebbe essere preoccupante. Quota 100 e rischio fuga dal pubblico. L'opportunità di anticipare l'uscita dal lavoro a 62 anni di età con 38 di contributi rischia di avere effetti pesantissimi su alcuni settori del pubblico impiego, scuola e soprattutto sanità. In provincia di Treviso i potenziali fruitori del nuovo sistema pensionistico nel comparto sanitario sono stimati in circa 450 operatori e oltre 200 medici, numeri da brivido che potrebbero dare il colpo di grazia ad un sistema già in forte carenza di personale. Il Veneto è sotto organico di quasi 1300 medici e se attualmente sono un problema i soli pensionamenti per età anagrafica, è facile immaginare cosa potrebbe accadere aggiungendoci anche le uscite anticipate per quota 100, uno svuotamento dei reparti che i giovani medici, con gli attuali numeri di specialisti, non sarebbero in grado di colmare. La questione preoccupa la Regione, che sta cercando di trovare una soluzione. Noi stiamo analizzando il comparto pubblico, il comparto medico
sanitario, il comparto della scuola è un comparto che sarà probabilmente molto interessato. Ora capiremo insomma un po' a bocce ferme insomma gli risvolti, le possibilità, e poi chiaramente credo che oggi c'è già una sofferenza, lo sappiamo, per la sbagliata programmazione nazionale, numero di università chiuse, i corsi di specializzazione ridotti, e quindi chiaramente questo lo dobbiamo affrontare, perché comunque il nostro sistema universale e le cure e le assistenze le dobbiamo garantire. Intanto sono molti in queste ore a rivolgersi ai CAF per chiedere i conteggi e spiegazioni proprio su quota 100, in particolare per capire in quali casi sia vantaggioso usufruire dell'anticipo pensionistico. Allora vediamo e sentiamo soprattutto la simulazione che ha spiegato a noi la CGIL con Paolino Barbiero dello SPI. Quota 100, 5.000 in provincia di Treviso, 30.000 in Veneto. Sono molti in queste ore gli aspiranti pensionati che stanno facendo i calcoli per capire se con i 62 anni d'età e di 38 di contributi potranno andare in pensione, o meglio se sarà per loro conveniente usufruire dell'anticipo, visto che l'assegno sarà più leggero. Con quota 100 chi ci va ha una pensione più bassa di circa il 30%, non perché viene tagliata la pensione, ma perché il calcolo è fatto su meno anni di contributi versati. La CGIL ha effettuato varie simulazioni per comprendere l'impatto della manovra sulle tasche degli aspiranti pensionati, significativa quella relativa alla cosiddetta ricchezza di vita media. Se uno va in pensione con 67 anni, versando 43 anni di contributi e vive per 25 anni, ciò che percepisce in termini di pensione uno che ha uno stipendio di 2.000 euro al mese, siamo sopra i 500.000 euro. Se scegliesse invece di andare con i 38 anni e i 62, quindi 5 anni prima, lui avrà una ricchezza media di vita di 350.000 euro, quindi 150.000 in meno. Abbiamo visto che i primi che sono venuti qui a chiedere se è conveniente o no andare in pensione, alla fine decidono comunque di restare a lavorare. Diverso il discorso per chi ha i requisiti per l'APE social o precoci, poiché si tratta di persone rimaste senza lavoro e senza pensione. Sull'APE social hanno una rendita fino a 1.500 euro garantita per gli anni che gli manca per andare in vecchiaia, e poi quando andranno in vecchiaia avranno la pensione piena senza nessuna perdita sul loro montante pensionistico. A Treviso adesso al centro sociale Django, dove è in corso in questo momento questo convegno, dibattito diciamo sulle foibe, o meglio sui falsi miti, almeno così era stato annunciato, delle foibe, un dibattito ovviamente che ha acceso le polemiche in questi giorni anche per la presenza confermata, perché lo vedo in diretta con la nostra Lina Paronetto, dell'onorevole di Fratelli d'Italia De Carlo. Allora Lina, raccontaci un po' cosa sta accadendo e come è andata, ti vedo proprio con l'onorevole. Il 12 novembre 1800... Sì, buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori. Siamo nel parcheggio del Teatro Eden, rimarco nel parcheggio perché la mediazione a quanto pare che è stata trovata è stata questa col centro sociale Django, spostare all'esterno questo incontro, di modo che anche la presenza del deputato di Fratelli d'Italia, che salutiamo e ringraziamo, Luca De Carlo, non fosse in qualche modo motivo di eventuali scontri con i ragazzi del Django, di eventuali discussioni, perché loro l'hanno premesso all'inizio di questo incontro: non vogliamo fascisti all'interno. Ha sentito De Carlo? Beh, insomma, trovo una cosa abbastanza curiosa il fatto che io possa sedere in Parlamento ma non possa entrare in una struttura pubblica come il Django, una cosa folle, rimanere fuori. Beh, io sono venuto stravolentieri, volevo sentire anche una campana diversa dalla mia su questioni e tematiche che sento a me vicine. Il fatto di dover rimanere in un piazzale fa quantomeno pensare al fatto che ci sia qualcosa che non va all'interno, perché altrimenti quale sarebbe la motivazione per cui un deputato della Repubblica non può entrare in una struttura pubblica? Ecco, loro hanno organizzato questa serata ispirata a Nicoletta Bourbacchi, ecco, al libro Questo chi lo dice, perché parliamo di un gruppo di lavoro che opera sul revisionismo storiografico, si parla di fatto anche di foibe, questo è il motivo per cui lei ha voluto essere qui, perché appunto dice tema. Lei sappiamo che anche a Calalzo in Consiglio Comunale ha dedicato addirittura una sala, una martira delle foibe. La sala consigliare, cioè la sala più importante del comune. No, è un tema a me vicinissimo,
però era evidente che l'intento originario era quello di parlare di foibe, poi è cambiato, oggi si parla di fake news, di notizie false, ma lo si parla con un taglio da militante di sinistra. Non temeva di creare una provocazione palese? No, io sono una persona mite, non ho mai provocato nessuno e sono venuto da solo, al massimo con 2 amici, cosa dovrei provocare cosa? Sono, ripeto, un deputato della Repubblica, se non posso stare sul suolo pubblico c'è un problema di democrazia, ma non è mio il problema. Ci spostiamo velocemente, grazie Luca De Carlo, velocemente da Nicola Vendraminetto, referente del Centro Sociale Django. Ecco, qui sta un po' terminando questo incontro, eccolo qua Nicola Vendraminetto. Allora giriamoci di qua a favore di luce, avete scelto questa formula all'esterno per non far entrare De Carlo di fatto. Sì, perché il centro sociale ovviamente è sostenuto da dei valori, che sono quelli dell'antirazzismo e l'antifascismo, e quindi è evidente che un personaggio che rappresenta quei valori, anche se poi sta seduto in Parlamento, all'interno del centro sociale non può entrare. Si sta svolgendo tutto in maniera assolutamente pacifica, anche voi volevate insomma non arrivare allo scontro comunque. Sì, certo, anche perché la cosa ha veramente dei contorni surreali, nel senso che non dovevamo parlare di foibe, è stata creata una fake news da parte di Visentin proprio per creare tensione sulla serata. Questa è una serata informativa, una serata che appunto discute dei temi storici e delle fonti storiche, e di questo vogliamo parlare. Adesso si sta quasi concludendo, Nicola, questa serata, noi naturalmente seguiremo un po' l'evolversi fino a quando anche De Carlo se ne andrà. Per il momento tutto tranquillo, chiaro che ci sono forze dell'ordine schierate insomma, in maniera abbastanza significativa per evitare che si arrivi naturalmente a provocazioni che poi possono portare a disordini. È tutto qui dal Django, io direi che a questo punto io e Nicola Marcato possiamo restituirvi la linea. Grazie Alina Paronetto, ovviamente se ci sono sviluppi ovviamente facci sapere. Adesso invece parliamo andiamo alla cronaca, andiamo al sito di Treviso Today per raccontarvi di un incendio che è avvenuto nel pomeriggio, gli operai che hanno innescato un incendio sul tetto a Codognè in piazza Europa. Vedete le immagini che troviamo nel sito di Treviso Today. 3 autobotti dei pompieri di Gaierina e Conegliano intervenuti appunto, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Questa è la foto dell'incendio, dell'intervento soprattutto dei pompieri. A scatenare il rogo sarebbero stati operai durante i lavori di messa in opera di una copertura del tetto. E adesso la storia di Fabiana, 40 anni di Sernaglia, che da quando è nata combatte con la fibrosi cistica ma anche con la maleducazione altrui. L'ultimo caso al parcheggio del Cafoncello, un episodio che l'ha talmente traumatizzata da non farle più parcheggiare sugli stalli dove però avrebbe diritto. Ma come mai ha deciso di parcheggiare sulle strisce normali, lei che ha il disabili? Perché ho scrupoli a parcheggiare sul parcheggio riservato ai disabili, perché ho avuto un diverbio con un'addetta all'ospedale di Treviso. Stanca di essere insultata, non parcheggia più negli stalli dove avrebbe diritto. È la storia di Fabiana che da quando è nata lotta con la fibrosi cistica, una malattia polmonare che non dà tregua. Oltre a tutte le medicine che dobbiamo prendere, a tutta la fisioterapia che dobbiamo fare, perché purtroppo dobbiamo espellere il catarro che abbiamo dentro, altrimenti non respiriamo più, perché l'unica soluzione, che non è una soluzione, è un trapianto di polmoni. Inevitabile che in questa guerra continua ci siano dei momenti di sconforto. Per questo l'altro ieri Fabiana da Sernaglia, dove vive col marito Matteo, si è recata al Cafoncello. Con il suo permesso in vista ha parcheggiato all'esterno, ma appena scesa è stata subito ripresa da un medico dell'ospedale che stava sostando vicino. Parcheggi, scendi e dopo c'è qualcuno che ti dice: guarda che tu non hai diritto a parcheggiare là. Ma ho il tagliandino, ho tutti i diritti, ho fatto tutte le visite, la commissione me l'ha concesso. No, perché quello è un parcheggio per le carrozzine. Ma no, ho parcheggiato qua, ho tutti i diritti per stare qua. No, perché guarda che bene che stai, tu cammini, stai benissimo, quindi vuol dire che non hai bisogno del parcheggio disabile. E allora cosa dice uno così? O gli tiri un pugno o te ne vai? Fabiana ha scelto di andare per la sua strada sfogandosi con la psicologa con cui aveva appuntamento, ma purtroppo il suo non è un caso isolato. Si sentono aggrediti e umiliati perché di solito si ferma altra gente solo per vedere chi sei, cosa succede e solo per farti sentire sì, ok, tu sei in torto, cosa stai a fare qua, che tanto non hai nessun diritto. E tu ti senti una formica.
indifesa, inutile. Per questo Fabiana ha deciso di non stare zitta, chiedendo al direttore generale dell'USL, Francesco Benazzi, di intervenire. Che ci sia la gente che abbia un po' di dignità, anche perché avrei capito se me l'avesse detto un tizio che passava per strada, ma qualcuno che lavora dentro l'ospedale, uno che è a contatto con i dottori, no, questo non lo accetto. Immediata la replica del direttore generale dell'azienda sanitaria che dice: convocheremo quella dottoressa già lunedì. Malata di fibrosi cistica, apostrofata duramente da una dottoressa del Cafoncello per aver parcheggiato l'auto in uno stallo per portatori di handicap, una disabilità che non si vede a occhio nudo, ma da parte di un operatore sanitario ci si aspetterebbe più conoscenza delle problematiche legate alla salute e più rispetto. L'azienda sanitaria ha già individuato la professionista ed è determinata a prendere drastici provvedimenti. Intanto mi scuso e mi dispiace per quello che è successo alla signora. Io lunedì convocherò la dottoressa, che diciamo è quella che ha usato termini che non sono, non vanno usati verso persone che hanno questi problemi. Credo che il messaggio che dobbiamo mandare è che la disabilità può essere anche diversa da quella motoria, perché ci sono tante disabilità e tutte vanno rispettate, per cui il segnale è che dobbiamo fare anche molta comunicazione in tal senso, perché si può star male anche se esteriormente il male non si vede, cioè la patologia non si vede. Un disabile non è soltanto una persona in carrozzina, il tesserino viene rilasciato a soggetti con diverse patologie. Io credo che dobbiamo creare una cultura del rispetto, verso chi ha una disabilità anche diversa da quella motoria. E soprattutto credo che dobbiamo sempre di più anche avere la cultura di esporre il cartellino, che così le persone che vedono si rendono conto che hanno di fronte una persona che ha dei diritti che sono anche quelli del parcheggio. A proposito di maleducazione, la maleducazione che riguarda purtroppo troppe volte l'ambiente. Siamo lungo l'ultimo miglio della Treviso Stiglia tra natura, polveri sorgive, alberi e che cosa? E rifiuti in abbondanza, di ogni genere, di ogni colore, perché come è giusto il verde si vede un po' troppo monotono, bisogna colorarlo con qualsiasi tipo di immondizia. Questi cuscini di divano gettati sotto la scarpata, ad esempio, conferiscono un bel tocco di rosso al paesaggio, ma basta fare una passeggiata lungo l'ultimo miglio della Treviso Stiglia, a 2 passi dal quartiere di San Giuseppe, per notare diversi intrusi del genere. Bottiglie e lattine, sacchetti, vecchi pali in legno abbandonati sul ciglio, maglioni e brandelli di vestiti, ventilatori, piccoli elettrodomestici e biciclette rotte. Tra scorci e belle vedute sulla campagna ai lati, l'ex strada ferrata è diventata ormai una discarica a cielo aperto, meta di ecovandali che preferiscono disfarsi così di ciò che non serve più. Il paradosso è che a pochi metri c'è l'ecocentro di Contarina, che accoglie qualsiasi tipo di rifiuto gratuitamente. No signore, me li sono trovati anche di giorno, tranquilli, senza alcun problema. Cosa state facendo? A lei cosa interessa? Ecco, benissimo, e buttano di tutto. E in effetti più avanti, dove il cantiere per il completamento della Treviso Stiglia procede a rilento, il paradosso prende forma. A pochi metri dall'ecocentro di Contarina troviamo altri rifiuti abbandonati, un'altra bici e molti sacchi di spazzatura, alcuni contenenti foglie e ramaglie, che sarebbe bastato un attimo a portare nell'apposito contenitore oltre la recinzione. Il tutto in barba ad una videosorveglianza che evidentemente non basta. Spettacolo triste e non nuovo purtroppo. Chi vive qui, zona che con il completamento della ciclopedonale dovrebbe diventare meta di turismo lento, lancia l'invito ad inasprire le sanzioni. Deve passare il messaggio che se io verso i miei rifiuti non dove devo versarli, vengo stancato, ma non con i 100 euro, i 1000 euro, ancora di più. La paura questa mattina per un automobilista in A27 nel tratto tra i casali di Conegliano e Treviso Nord, quando l'auto è andata completamente in fiamme improvvisamente. Il conducente ha fatto appena in tempo ad accostare e uscire dall'abitacolo. In pochi istanti, come vedete, la vettura era già avvolta dalle fiamme. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco e fortunatamente nulla di grave per l'uomo. L'auto invece è andata completamente distrutta. Una paura diversa invece è quella che stanno un po' maturando, ed è un gioco di parole, i futuri maturandi, cioè coloro che avranno a che fare con la nuova maturità. È paura ma anche rabbia.
Anche i nostri professori ci dicono che sono una terna all'otto perché alla fine ti può uscire qualsiasi cosa. È inammissibile che vengano avvisati gli studenti così tardi. Ti ritrovi comunque ad essere un po' spaesato. È ufficiale, l'esame di maturità cambia di nuovo. Gli studenti che dovranno affrontare l'esame avranno l'incubo della doppia materia in seconda prova. Matematica e fisica allo scientifico, greco e latino al classico, al linguistico la terza lingua straniera. Le critiche degli studenti, preoccupati a pochi mesi di distanza dall'esame, non mancano. Beh, diciamo che non sono assolutamente contenta perché comunque facendo il linguistico e studiando russo è uscita la terza lingua. Noi avremmo dovuto necessitare informazioni già dall'anno precedente, quando ci sono arrivate adesso. Per molti studenti la doppia materia in seconda prova confonde gli esaminandi e ne limita la preparazione. Nell'orale, inoltre, il candidato dovrà pescare una tra 3 buste con degli spunti da cui iniziare il colloquio, di fatto eliminando la tesina, unico momento di libera espressione e allenamento alla ricerca. C'è stata annullata, adesso dobbiamo appunto decidere tramite 3 buste da che argomento partire. Anche questo è abbastanza improvvisato perché non sai da dove, cioè non hai la possibilità di prepararti niente. Sì, non si sa niente, cioè era già difficile arrivare a un esame con moltissime materie. Secondo me poteva non essere evitata e soprattutto anche i professori, che dovrebbero essere le persone che ci sostengono, non sanno neanche loro cosa dirci perché anche loro sono di fronte a incertezza, dubbio. Per la rete degli studenti medi l'esame dovrebbe addirittura essere abolito. Serve solo per coronare 5 anni di dannosa valutazione numerica e a dare una scusa alle università per ridurre le possibilità di accesso. La rete studenti medi ha intenzione di scendere in piazza la settimana prossima contro la riforma dell'esame di maturità. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, restiamo a Treviso con la novità in tema di mercatini perché l'amministrazione comunale non vuole più vedere bancarelle una diversa dall'altra e casomai anche poco estetiche. Allora il giro di vite. Oltre all'indicazione di cosa vorremmo, quindi avere delle strutture tutte uguali per dimensioni, colore e struttura, chiederemo anticipatamente rispetto all'esposizione che ci venga inviato un piccolo progettino anche fotografico del tipo di stand che si intende allocare. Si tratti di gazebo, stand, casette in legno, dovranno avere un'unica veste. A proporre la novità in tema di mercatini, in giunta a Cassugana, il vice sindaco Andrea De Checchi con delega alle attività produttive. In questo periodo stanno arrivando le richieste relative ai mercatini del 2019. La giunta vuole che ciascun appuntamento si presenti con caratteristiche identiche che andranno prima approvate. Noi abbiamo sempre detto che vogliamo investire nella qualità e nell'estetica complessiva dell'arredo urbano e degli elementi d'arredo che anche in via temporanea vanno a caratterizzare la nostra città. Non vogliamo più vedere disordine, non vogliamo più vedere elementi che anziché impreziosire un'attività mercatale vadano invece a impoverirla per la loro disorganizzazione, la loro disomogeneità. Nessun riferimento a casi specifici, dice De Checchi, ma il pensiero va al tendone giallo che riparava le bancarelle sotto la loggia dei 300 all'Epifania. L'adeguamento sarà a carico di commercianti ed espositori, ma dal comune rassicurano. Non voglio che nessuno si spaventi pensando a una Treviso inibita o qualcosa, quindi ci sarà tutto il tempo per uniformarsi, tutto l'aiuto da parte dell'amministrazione, però è un nostro forte desiderio arrivare nel corso del mandato a dare appunto questa omogeneità, questo decoro complessivo a tutte le manifestazioni che troveranno allocazione in Treviso. Ed ora la posa della prima pietra questa mattina a Soligo della nuova ala del centro servizi del Bombozzolla, la casa di riposo del quartiere del Piave. La parata dei Labari ha dato inizio alla cerimonia per la posa della prima pietra del nuovo centro servizi della casa di riposo Bombozzolla a Fara di Soligo. Un segno di quanto questa struttura sia importante in tutto il quartiere del Piave, ma anche dell'attenzione verso gli anziani e i non autosufficienti. La vita si è allungata, bisogna però che il cuore si allarghi. È un bel pensiero di Papa Francesco che indica come
non bastano le strutture, occorre soprattutto che ci sia la compassione e la bontà del cuore. Oltre 9 milioni di euro di investimento per un cantiere che dovrebbe chiudersi a luglio del 2022 nel territorio di un comune con vicende amministrative davvero uniche in Italia. Per fortuna il comune fa un po' da spettatore in questo caso, ecco, si collabora, però almeno non siamo partecipi economicamente a questo intervento, perché saremmo veramente in difficoltà se dovessimo pensare a questo. Ritengo che la situazione del comune di Farra sia ingiusta, ecco, pignorare un comune, una comunità per delle colpe che non ha, è una cosa che sicuramente non condivido. In questa situazione il Bomozzola è tuttora uno dei punti di riferimento per il sostegno delle fasce deboli che il comune di Farra non può per ragioni economiche più seguire. Oggi dunque la posa della prima pietra per una struttura che in futuro ha tutte le carte in regola per diventare l'ospedale di comunità. Tante le aspettative, tutte cementate dentro questo chiusino, ma soprattutto riassunte nella battuta letta da una delle ospiti del Bomozzola. Auguro che ogni lavoro sia fatto alla perfezione e che permetta ai futuri ospiti di sentirsi a loro agio. Ai Casteri l'ardua sentenza. Dai comunisti a Palazzo dei 300 all'intervento di Giorgio Almirante in una sala cinema del centro. Un altro pezzo di storia trevigiana per immagini, quella dei nostri archivi, e che ieri sera avevamo proposto con la puntata di 40. Vediamo alcuni passaggi. Cos'è oggi per voi l'antifascismo? L'antifascismo è nostalgia dell'irripetibile. Bene. Commento? Ma insomma, lui è fascista, quindi non si poteva aspettarci qualcosa di diverso. Il giudizio da un simbolo storico della destra nazionale commentato da un volto storico dei comunisti trevigiani e veneti. È stato uno dei passaggi di 40, il programma che riapre gli archivi di Antena 3. Immagini di quasi mezzo secolo fa che ci hanno fatto rivedere com'era la Piani prima della rivoluzione voluta dal presidente De Poli e progettata dall'architetto Botta, ma anche la sede della provincia, quando era ancora il manicomio di Treviso. Volti e luoghi, ma anche vicende di un secolo davvero breve, anche per la Marca. Così, mentre ancora oggi si discute sul futuro dei migranti sotto i tendoni dell'ex Zanusso, 40 ha rispolverato un servizio sulla Tendopoli per extracomunitari sopra la discarica di Monigo. È inaccettabile che in una città come Treviso, ricca e che si autodefinisce civile e cristiana, si arrivi a prendere un provvedimento che di cristiano ha ben poco. Tanto più che sistemare delle persone già in situazione difficile sopra un'ex discarica, anche se in via provvisoria, rappresenta comunque una soluzione arraffazzonata, inadeguata, ma soprattutto insalubre. Pagine di storia cittadine, ma anche pagine di storia da tutta la provincia, con le immagini dalla piazza principale di Nervesa, come nemmeno il sindaco attuale ricordava. Sicuramente sono immagini che vedo per la prima volta. Tra l'altro io nell'85 non risiedevo ancora a Nervesa perché sono arrivato nell'89. E infine la storia della pira che questa sera arderà a Sovilla, che quasi 40 anni fa venne distrutta in una notte e ricostruita in pochi giorni. Attenzione, dice Severo un volontario, noi diciamo scherza con i fanti ma non con i santi. Il nostro non è un gioco ma un rito dedicato a Sant'Antonio. Immagini davvero straordinarie. E prima delle previsioni, le immagini della prima neve sulle pianezze. La nevicata è arrivata con la perturbazione di giovedì notte, che in pianura si è manifestata con pioggia leggera. Se un tempo erano scontate immagini come queste, va ricordato come questa sia la prima nevicata di una certa evidenza di questo inverno sulle vette trevigiane, ennesimo segno ovviamente del cambiamento climatico che investe anche i nostri territori. Allora non mi resta che lasciarvi proprio al meteo e con questo ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie. Ben ritrovati al meteo. Sarà una bella giornata di sole sul Triveneto. Nel dettaglio sul Veneto ci attende una giornata festiva all'insegna del sole. Il tempo dunque sarà asciutto e stabile su tutti i settori e il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra i -2 e -5 gradi. Massime comprese tra i 2 e 4 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia.
La situazione sarà molto simile, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori e il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Più nubi invece sui rilievi alpini, ma senza nessuna conseguenza. Temperature minime comprese tra i -4 e -1 gradi. Massime comprese tra i 3 e i 5 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo sulla nostra regione, dove sarà il sole a prevalere. Non si escludono locali nevicate a bassa quota sui confini alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature minime comprese tra i -1 gradi, massime oscillanti tra gli 8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie.